Vicepresidente Borzonello, come ha detto lei nel suo intervento, prima che una forza dell'esercito, questa è una comunità fortemente legata con il territorio. Beh, lo sappiamo benissimo cosa significa il Rigel per la regione Friuli Venezia Giulia e per il Pordenonese in particolare. Sappiamo cosa hanno fatto in questi anni, in questi 40 anni, sia dal punto di vista dell'impegno civile che da quello militare. L'impegno civile sappiamo che fino a quando la protezione civile, fino a quando il soccorso alpino non si è dotato degli elementi di elisoccorso, sono stati loro quelli che hanno realmente aiutato a salvare vite umane. Sappiamo anche che quando c'era qualche problematicità rispetto magari a portare un farmaco da un ospedale all'altro o salvare qualche vita umana, erano sempre stati in prima linea. E poi la parte professionalità enorme di questi nostri soldati, di questi militari che nelle missioni internazionali, in scenari internazionali hanno sempre dato prova di grande umanità e professionalità assieme. Quindi questo è il Rigel è per noi qualcosa di veramente molto importante. E poi c'è l'aspetto legato al terremoto, perché proprio c'è questo legame con il territorio, ma anche come data di nascita la Rigel con il terremoto del Friuli Venezia Giulia, con un impegno veramente forte da parte loro. È così. 1 gennaio 76 nasce il Rigel, ovviamente sulle orme di altri gruppi, ma il 1 gennaio 76 nasce il Rigel, e 6 maggio 76 e 15 settembre 76 terribile terremoto che colpisce la nostra comunità, la nostra gente, il Rigel in prima fila, sia nei momenti proprio dei primi aiuti e poi in quelli della ricostruzione. Senza il Rigel non avremmo potuto aiutare alcuni borghi, alcuni comuni, alcuni paesi molto isolati, dove potevano arrivare solo gli elicotteri, anche nella fase poi della ricostruzione, non solo nel primo aiuto, come dicevo. Quindi il Rigel, che è profondamente legato a questa nostra terra e a cui siamo profondamente grati per tutto quello che hanno fatto nei confronti della comunità del Friuli Venezia Giulia.